Gentili telespettatori, un cordiale ben trovati vi giunge dall'avvocato Andrea Di Pre. Questo è l'Andrea Di Pre per il sociale sotto l'egida di X-Lab Production e con noi torna un grandissimo ospite che per l'occasione veste da pirata, da corsaro del, ecco, del Piave. più che da pirata siamo a Venezia, ma in realtà sembra proprio la maschera di Gianduia. Scusate, cosa è partito? Ecco, grazie regia, si sente comunque, grazie. TV Verité. Allora, sembra la maschera di Gianduia, questa, Più di, o meno, sì. di Torino, ok. Allora, ti vorrei chiedere Torino, Juve. esatto, ti vorrei chiedere subito, ci puoi rivelare qualche aneddoto, qualcosa della tua vita, cioè della tua vita sessuale privata? Proprio tutto no, però la mia prima esperienza è stata prima del Covid ad Amsterdam. Cosa hai fatto ad Amsterdam durante il Covid? No, prima del Covid ad Amsterdam ho fatto tante cose. Ecco, sì, ecco, perfetto, grazie alla nostra stupenda regia e alla nostra valletta Elisa, grazie. Qui siamo bello di Dazzone. Allora, prima del Covid, cosa hai fatto ad Amsterdam? Prima del Covid ad Amsterdam ho girato Amsterdam, ho visto tanti bei posti, Red Light, coffee shop, negozi di canapa che sono appassionato e ho stato 3-4 giorni là. Ecco, ma sei entrato nella Red Light, giusto? Sì. Sei entrato da una di quelle signorine? Le disoneste, sì. Sì. Cosa avete fatto? Di pure tranquillamente, che qui non... Ecco. Sesso. Avete fatto il coito? Adesso non mi ricordo, però abbiamo fatto tante belle cose che io non mi dimenticherò mai. Ma rapporto orale? Anche sì. Eravate nudi? E ciò. Allora, prova a ricordare un attimo la scena. Era bionda o rossa? Di che colore era? Nera? Credo fosse stata greca, castana. E sono entrato, ho domandato in inglese how much, 50 o 70, 50 o 70. Onesta, sì. E abbiamo passato una bella oretta assieme. Però 70 euro un'ora, ragazzi, erate tutti all'Amsterdam, è pochissimo, eh. E ecco, una vera disonesta, con preservativo o senza? Ovviamente con preservativo, io lo faccio così. Ma l'hai bucato prima secondo il mio tutorial famoso o no? Non l'ho visto il tutorial. Ah, vabbè, ok. Ecco, e sei riuscito a venire? Sì, dai. Ecco, intanto il pubblico può fare delle domande perché siamo una... la scena. Ecco, ci puoi così raffigurare la scena? Proprio, ecco, esponi pure come fate. Eravate in piedi, seduti sul letto? Adesso, prima in piedi, dopo seduti. Prima l'abbiamo fatto così in piedi, dopo mi sono messo disteso sul letto. Ah, e lei è sopra? Lei sopra, sì. E quante volte l'avete fatto? Quante volte sei venuto? 2 o 3 volte. Però, ecco, questo, il nostro Gianduia... Il nostro Gianduia è... Ecco, orgoglio italiano, vero stallone italiano, quindi... Modestamente. Ecco, adesso che ti stanno venendo tantissime italiane e straniere, tu sei disponibile a fare il gigolò? Al momento ci devo pensare. Potrei provare a pensare di fare questa cosa qua. Al momento no, comunque, però potrei provare a pensare di poterlo fare. Ecco, ovviamente tu pagheresti, giusto? No, per soldi lo faresti? Boh, non lo so. Beh, comunque con questa maschera di Gianduia, ecco, ma ascolta, qual è? Hai perversioni? No, al momento no. Al momento sono per il sesso normale, sano, puro. Ecco, per i piedi, per esempio? Una leccata di piedi può anche starci. Esatto. Però mi dicevi che tu comunque concepisci anche il matrimonio, giusto, come cosa? Oddio, di matrimonio io non, adesso come adesso non ci penso, però sarebbe una bella cosa in un futuro sposarmi e avere figli, sì. Ecco, quando sei con una donna, cosa le dici subito per andare al sodo subito? Ti voglio aprire come una cozza, di quello che vuoi.
Gli voglio fare, gli faccio i complimenti, gli dico belle robe, insomma, così. Ah, non gli dici: "Ehi Troia, ti voglio riempire"? A una troia, sì. Cosa le dici esattamente? Ecco, abbiamo qui un preservativo, ecco, questo è il preservativo che ha usato, ecco qua le prove. Sì, Questo è il preservativo che tu hai usato ad Amsterdam. Guardate. sì. Ci assomiglia, sì. Te lo fai vedere bene, Davide. È un po' corto, giusto ragazzi? Mi adatta, è adatto. Ecco, puoi provare a metterlo qua per il pubblico? No, ma non stai Ma scherzando? no, ma da sopra fai la scena. No, così, magari così. Ma no, proprio mi metto il preservativo dentro. Beh, ma no, ma fallo, girati e mettilo. No, questo no. Ma faccio un tutorial di come si usa un Ecco, ci fai un tutorial, ecco, Si ecco. gonfia, così, e poi si mette. Ecco, O comunque deve essere in erezione il pene. Bravo, è questo che volevo arrivare. Perché se è moscio non... Esatto, il pene, il cazzo deve essere in erezione. Perché, allora, quindi questo è importante, prima va gonfiato, giusto un Prima po'. va gonfiato e poi messo. Intanto Esatto, bisogna un attimo perché molti non lo sanno questo, capito? Che va gonfiato. Allora, Gianduia, comunque te ne intendi molto di sesso, devo dire, complimenti. Guardo anche molti video porno. E per esempio quali video porno guardi? Xvideos. Bravo, bravissimo. Xvideos, il miglior sito porno al mondo, bravissimo. Grandissimo, un applauso. Bravo. Cazzo, bravo, finalmente uno che lo dice. È il migliore Xvideos di tutti. Bravo. Sì, almeno uno al giorno. Ecco. Ecco, esatto, e che generi, ebony, non lo so, anale, cosa guardi il genere? Bocchino. No, granny no, quelle fanno schifo. Sesso normale tra uomo e donna, tra donna e donna. Non anziane, No, quello no. E trans neanche? No, neanche. Gay no, ovviamente, figurati. perché c'è anche la sezione gay su Xvideos, eh? E Lady Boy neanche? No, neanche. Solo roba normale, al massimo lesbiche. Ecco, ascolta, puoi descriverci la lunghezza del tuo membro? Per me è abbastanza. Ma dillo pure, tanto guarda, quello che conta è 80 centimetri. No, quello che conta è saperlo usare, dai, dici un numero, dai. 70-80 centimetri. Un bel membro. No, devi dirlo non in erezione, quant'è? No, io lo conto sempre in erezione. Allora, in erezione quant'è? Quanto raggiunge? È importante questo. Gli 80 centimetri. Oh, lo volevo vedere, scusa, 80 centimetri lo volevo vedere. È il doppio di quello di Rocco, scusami. Dai, vabbè, anche un pochino meno, ma comunque 15 centimetri? forse un po' di più. 16? 20, mettiamo con. Però 20 è tantissimo. E circonferenza? Non sono molto pratico di queste cose. Ecco, qual è? C'è una che vorresti a tutti i costi scoparti? Di escort non ne conosco di nome. Una in particolare no, mi scoprirei tutte. Ma basta che respirino, quindi. Questo è quello che si dice di solito, sì. Gianduia, avete capito? Allora, Gianduia, complimenti per queste tue confessioni. Però Forza Inter. Forza Inter, il pubblico comunque ha ancora molte domande da farti. Sono qua. Sentiamo. Sono in palestra. Sto andando in palestra. Vai in palestra anche. Intanto con mio amico Botte vado a fare palestra. Ecco, e in palestra fate sesso in palestra nel bagno? Sì, anche entriamo prima e C'è la polizia, non ce ne fotte un caso. Ecco. Allora, avete sentito che Gianduia quindi in realtà è pronto a fare sesso con voi ragazze? Scrivete in direct qui. Gianduia, si sta benissimo questo guarda anche gli occhialetti piccolissimi come Cristoforo Colombo. Sembra Cristoforo Colombo che
che individua, ecco, non è che con questi occhiali tu vedi, vedi di nascosto. Magari. No, ma magari vorrei avere la vista alla GX. Allora, questo è tuo? Beh, la differenza è enorme, scusami, eh. C'è un momento, qual è il tuo? Tutti e due. Ma è impossibile, scusami. Vabbè, questo più grande, ovviamente. È mio quello. Quello è il suo. È ora che Attenzione, Gianduia dimostra che non conta la lunghezza, conta saperlo usare. La prestazione. La prestazione, capito? Pisellale tutte, cazzo. Esatto, Dio Nano. Con scooter in contromano. Monti, pisellale tutte, cazzo. Grazie Monti. A lei, avvocato. E adesso per ultima cosa, adesso immagina di avere davanti a te una ragazza e prendi il microfono e conquistala con le tue parole. Vai. Vado da lei? Sì. Ciao bellezza, cosa fai stasera? Vuoi venire a bere qualcosa con me? Beh, con questo cappello qua sicuramente sì. Andiamo. Andiamo. Conquistata, bravo! Bravo! Pensavo che dicesse ma anche no, e invece complimenti. Complimenti. L'approccio è essenziale, bisogna... È molto elegante, è vero, complimenti. Gianduia non solo ha allora Gianduia non solo ha vinto sul campo contro Iron Rizzo e devo dire 2-0 e devo dire che sono molto incazzato con Iron Rizzo che se n'è anche andato, cioè davvero corretto. Da coniglio vero e mi ha anche avete visto il fallo che ha fatto? Sì. Alla Cantona. Potevi Ecco. morire per sempre, cazzo. Esatto. E in più ha vinto anche nel sesso. Quindi Gianduia 2, Iron Rizzo 0. Anche il preservativo, cioè ti rendi conto? Esatto. Cioè, pisellale tutte. Ma certo, Corseo il Papa. morissi il sindaco. Molto. Posso? Avvocato, a lei piace ballare? Io adoro ballare e sai che ti dico? Balliamo subito, fai finta anche noi non siamo gay, ma oh, you can really dance. Yes. Yes, let's go. Si balla così, più o meno si fa i movimenti che si vogliono. Madonna come balla bene Gianduia. Madonna! Il pallone della vittoria, eh. E sotto cassa occorrerebbe una Sei cassa. sotto cassa? Ma ogni tanto in bagno vai a farti un tiro ogni tanto? No. No, mai, quello mai. La musica... La musica ti dà la dopamina, l'adrenalina. Mi dà l'adrenalina, sì. Ballare mi piace molto. Dai, forza ancora. Andiamo sotto cassa. Andiamo sotto cassa. Sotto cassa non si balla così, tipo. Che stupendo, cazzo! Come a Berlino, come a Praga, guardate ragazzi! Sotto che? Cazzo, è un grande! Madonna! Sono stato a una street parade a Padova. Ma dai, ma sotto cassa! questo non possiamo farlo vedere, è zucchero ragazzi! È zucchero! Dai, facciamoci un tiro a testa, dai! No. Fallo, no, sì! No. Tutta! Wow! Maradona! Si vola! Madonna, questa è buona, eh! Oh, attenzione! No, Ale, questo. Esatto, a me non piace il sapore, mi piace solo annusarla. Aiuto, ho perso la patente! Non resisto, la pippo tutta! No, sto scherzando, a sotto cassa, avanti! Porca troia, che... Allora, festivo eo. Sotto cassa la scopo coi jeans, no, ho sangue nei jeans, la scopo col ciclo, non ho più sentimenti, meno male che ho cocca, non provo più nulla, porca Madonna, ho problemi mentali, la chiesa che brucia. Morisse il sindaco. Grande Gianduia, un applauso! Grazie Gianduia, guardate gli occhialini come li stanno benissimo. Passiamo primo piano a Gianduia. Stupendo, ha vinto sul calcio, ha vinto nel sesso, nella musica e in tutto. Mi dispiace che Iron Rizzo
Cioè, Ci ha lasciato. è stato umiliato, ma gli sta bene perché abbiamo fatto uno scontro alla cantonata. Poteva morire per sempre, cazzo. Iron, vieni, Iron. No, giocheremo su sabbia ora. Ah, Pino. allora la macchina adesso delle vediamo, nuove vediamo. Allora, la gara, allora, gara l'ha stravinta lui. arbitro, allora la La gara gara l'ha stravinta il buon Monti, Ma diamo- purtroppo da Juventino. Sì. Ho dovuto dare la vittoria all'Inter, ma Iron non merita nulla. Cazzo. benissimo, e così, per Gara questo è di ballo tutto. adesso. E adesso gara di ballo, andiamo. Certo.